Buonasera a tutti, da parte mia e da parte dei componenti del coro polifonico Cantores di Parenti. Siamo felici e onorati di essere ancora una volta qui a Donnici a presentare il nostro concerto di Natale. Sono praticamente 3 anni di fila che stiamo facendo il concerto qui a Donnici, e per questo dobbiamo ringraziare Don Sandino, che è sempre disponibile e sensibile nei nostri confronti. I primi 2 concerti li abbiamo fatti nella chiesa di Santa Maria. Stasera invece siamo in un'altra chiesa più piccola, ma a mio avviso più bella, che è la chiesa di Santa Maria Assunta, che noi avevamo visto nel 2019 quando abbiamo fatto il raduno dei cori qui a Donnici, però non ci abbiamo cantato, perché abbiamo cantato all'aperto, c'erano tanti cori, poi faceva un caldo pazzesco, era il 13 di giugno, Sant'Antonio, quindi lo ricordo benissimo. E questa sera finalmente proviamo l'acustica di questa chiesa. Il repertorio di stasera è un po' diverso rispetto a quello degli anni precedenti, soprattutto del primo, perché nel primo anno abbiamo fatto solo musiche natalizie. Quest'anno abbiamo sì musiche natalizie, però abbiamo variato con un po' di polifonia antica, moderna, musica leggera, e poi faremo ascoltare alcuni pezzi tipici regionali, per esempio un pezzo siciliano, uno sardo, uno abruzzese, con un linguaggio proprio tipico della regione. Speriamo di riuscirci, e così. Quindi questa sera non abbiamo la presentatrice ufficiale del coro, Carmen, perché è in dolce attesa, e vi prego di fare un applauso a Carmen. Quindi, abbiamo tra il pubblico anche un altro presentatore, Gino Bascuzzo, e poi però abbiamo un'altra presentatrice altrettanto valida che conoscete tutti quanti, che è della zona, si tratta di Irene Spadafora, che ringrazio tantissimo. Quindi vi auguro un buon ascolto e grazie mille a Irene. Vi lascio a Irene. Nella storia dei canti religiosi, Adeste Fidelis occupa certamente un posto di rilievo per 2 motivi. Questa composizione, infatti, ha saputo ricreare le ore della natività in un modo diretto, partecipato, realistico. Si percepisce nell'opera un atto di fede e di affidamento che facilita nel credente un passaggio dal suo contesto massivo in un'esecuzione musicale alla modernizzazione di una
dei quali uno ancora in greco. In molte versioni, specie quelle scozzesi, ciò è utile, in quanto viene fissato un riscatto per salvare Giorgi e la donna riesce a pagarlo grazie all'aiuto dei popolari incuriositi, mentre nelle versioni inglesi del XVIII secolo in poi, delle quali le versioni moderne sono derivate, Giorgi è un bracconiere e il lieto fine non è presente. Ciò deriva dal fatto che il bracconaggio nell'Inghilterra del periodo, nella realtà, era punito in modo estremamente duro, in particolare nelle vedute e nelle riserve reali. Al giovane Giorgi, evidentemente per le sue origini aristocratiche, viene riservato il raro privilegio di essere impiccato con una corda o con un corpo, e la giovane fidanzata cavalca fino a Londra per chiedere invano di risparmiare la vita dell'amato. Buon ascolto. Mentre attraversavo l'Ondoni, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per i suoi giorni. Impiccheranno Giorgi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Lo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate il cavallo alla bianca criniera, sellatele il suo poni, ma va l'inverno anche a Londra stasera ad implorare per Giorgi. Giorgi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete inventare ancora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Giorgi potrà salvare, Anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Il quarto brano che verrà eseguito è Ave Verum Corpus, o semplicemente Ave Verum. È un nome eucaristico al corpo di Cristo, Ave vero corpo, nato da Maria Vergine, che ha veramente provato la passione, scritta nel XV secolo. Fu musicato da numerosi compositori, tra le molteplici versioni, quella più celebre è quella di Mozart, eseguita varie volte dai cantori, in particolare nella passione Cristo del 2012 a Loredana. Questa versione è stata composta dal maestro Pier Antonio Ferri durante la seconda fase di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, il 22 gennaio 2021. Il brano fa parte della raccolta 10 composizioni polifoniche sacre a 4 voci giuste. I 10 brani sacri che costituiscono questo libro sono legati a doppio filo con l'emergenza
e sicuramente non li avrebbe sentiti di nuovo. Queste composizioni non sono ispirate a stili polifonici specifici, ma sono nate da sensazioni musicali del maestro. L'armonizzazione delle melodie è stata pensata e adattata alle caratteristiche dei cantores. L'aggiunta dei testi tra i più belli della liturgia cattolica cristiana è stata fatta ed all'armonizzazione completata. Buon ascolto. Nel testo si immagina che la madre del bambino ritorni nella valle il 10 di agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, e si descrive il conflitto interiore tra la festa tutto intorno e la memoria della tragica morte del figlio. Gioia e dolore si incrociano in un tormento tra
nel panorama compositivo internazionale sono le sue composizioni per interpreti di tutte le età, concepite per solista ed orchestra. Su questo genere ha scritto e pubblicato oltre 100 libri per tutti gli strumenti e registri vocali. L'alto livello artistico della musica del Cericola è eseguita in tutto il mondo nei più importanti festival e teatri e la recitazione dei recitali. Crea un giusto connubio di forte intensità e trasporto emotivo. Buon ascolto. Oh pastori veglianti correte, oh fratelli sentite e vedete, in questa notte a mille a fronte scendono gli angeli nella capanna a cantare la ninna nanna. Ninna nanna, oh dolce amor, bambinello redentore, dormi, dormi, oh mio Signore, nella culla del mio cuore. Oh fratelli, corriamo a Betlemme, e non chiede né oro né gemme, vuol solo l'amore del nostro cuore. Andiamo con gli angeli nella capanna a cantare la ninna nanna. Ninna nanna, oh dolce amor, bambinello redentore, dormi, dormi, oh mio Signore, nella culla del mio cuore. Il prossimo brano sarà Vola, vola, vola. È un brano musicale di Guido Albanese e Luigi Don Marco del 1922, scritto in dialetto ortonese. Allude nel titolo del testo ad un gioco infantile, pretesto per un ricordo d'amore. Vinse il concorso regionale per la festa delle canzoni di Vera nel 1922 e il riconoscimento ancora più importante raggiunse il primo posto al Festival della canzone italiana di Parigi nel 1953. Raro esempio di canzone popolare italiana dialettale non napoletana di successo internazionale. Vola, vola, vola è divenuta nel tempo una delle più note canzoni popolari abruzzesi, conoscendo numerose incisioni. Buon ascolto. Se fa venire per un'ora sola, con un tempo per della contentezza, quando pazzia ma vola, vola, e ti copre di fasce di carezze, e vola, 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 e vola l'upavone, si tiene l'uore buone, mo fammi già provare. E vola, 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 e vola l'upavone, si tiene il cuore buone, mo fammi già provare. Una volta per svegliare fazzolette, sono state condannate di lasciate, tutti ci fate rosce, mi scidette, di ginocchio le prime da abbracciate. E
Lord Denman. Vedere il nuovo Cinema Paradiso senza ascoltare la colonna sonora di Ennio Morricone è come vederlo a metà, anzi, è come non vederlo affatto. Spesso e volentieri la musica è come un treno sul quale salire per rivivere certi ricordi. Basta spegnere il mondo e alzare il volume, magari chiudere gli occhi, e tutto prende vita, tutto torna a casa. È quello che accade in Nuovo Cinema Paradiso, in cui la colonna sonora funge da scivolo per l'anima e le note disegnano a ogni inquadratura un ricordo che non sapevamo di avere, in una terra che non sapevamo di conoscere e con uno strumento, il cinema, che sa sacralizzarci e allenare con grande innovazione che ci portiamo presto, scorticando fino al midollo la vera essenza dell'arte. La colonna sonora che valse al compositore italiano nel 1990, un Davide Donatello e un Retta oltre al Fix Foundation Sachem del 43esimo Festival di Cannes, è perfettamente classica, fatta di sinfonie orchestrali, trascinanti e avvolgenti, che sembrano strappati delicatamente dal suolo e cullati. C'è una canzone ricorrente nella colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso ed è Tema d'amore, che tra l'altro è anche opera di Andrea Morricone, fratello del noto Ennio. Buon ascolto. Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia o realtà. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io quando m'abbracci forte a te e petto a petto noi respiriamo insieme. Protagonista del tuo cuore, non so se sia magia o realtà. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sono in me, che mi innamora da quell'istante insieme a te, e ciò che provo io è solamente amore. Da quell'istante insieme a te, e ciò che provo io è solamente amore.
simbolo del perdurare della vita durante l'oscurità e il freddo invernale. Ancora oggi questa pianta è simbolo di buona sorte e viene utilizzata per gli addobbi natalizi, principalmente per confezionare ghirlande da mettere sulla porta di casa. Ed è proprio quello che consiglia di fare la canzone di Mons, decorare le stanze con rami da ricordo. È una tradizionale e allegra canzone natalizia pubblicata per la prima volta in Inghilterra nel 1881 da McCaskey, che inserì nella raccolta Franklin Square Song Collection e le celebre ormai in tutto il mondo soprattutto per il ricorrere fa la 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 la, derivato forse da un originale suono d'arpa del ritornello. L'autore del testo è rimasto anonimo. Qualcuno ritiene che si tratti dello stesso McCaskey, anche se forse le parole hanno avuto origine negli Stati Uniti, mentre la melodia è una tradizionale canzone irlandese. Buon ascolto. Metti in casa l'agrifoglio, fa la 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 la, fa la la la. Questo è un giorno pieno di gioia, fa la 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 la, fa la la la. Metti l'abito di festa, fa la 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 la. Canta l'inno di Natale, fa la 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 la, fa la la. Il tuo cuore sia più buono, fa la la la, fa la. Metti un lume alla finestra, fa la la, fa la. Questo è il giorno del Signore, fa la la. Canta l'inno del Natale, fa la la, fa la. Fa la la, fa la. Il prossimo brano sarà Fermarono i cieli di Sant'Alfonso Maria dei Buoni. La notte di Betlemme si accese di splendore, mentre un raggio di luce per illuminare una zona che ad occhio colto al Giuseppe doveva essere vicinissima alla stalla in cui aveva lasciato sua moglie. E poi, nel silenzio immobile di quella notte, in cui persino i cieli sembravano essersi fermati, a Giuseppe parve di sentire il pianto di un neonato che si alzava verso le stelle. E poi, in un istante, tutte le cose attorno a lui ripresero il loro posto. Non so se vi era mai capitato di sentire questa canzone prima d'ora. Si intitola Fermarono i cieli, la scritta a quanto pare Sant'Alfonso Maria dei Buoni, autore anche di Cuscenne alle stelle. Racconta un episodio molto insolito, se paragonato ai temi che siamo abituati ad ascoltare negli altri canti natalizi. Non ci sono bambinetti infreddoliti, non ci sono cori angelici, non c'è la descrizione di una notte santa, che è senz'altro più insolita rispetto a quella di Israele Night, per la semplice ragione che in quella notte santa il mondo si ferma per un attimo, in attesa, come per incanto. Non è il delirio di un cantautore folle, è un episodio tratto proprio dal Vangelo di Giacomo, un apocrifo datato alla metà del secondo secolo. Il buon San Giuseppe, rievocando la nascita di Cristo, racconta in prima persona i suoi ricordi di quella notte magica, mentre lui correva per Betlemme, alla ricerca di una lavatrice. L'universo si era fermato per un attimo, immobilizzato, e l'istante in cui Dio
collaborazione diventa stimolo creativo e per una sensibilità moderna. Gloria, gloria a Dio che è nato, lo bambino desiderato di li pastori, ora che è nato lo Redentore, desiderato di li pastori, ora che è nato lo Redentore. Sta nascendo lo bambino, preparateci li fasci, si summa chi lo sapia, fasci d'oro ci facia, si summa chi lo sapia, fasci d'oro ci facia. Gloria, gloria a Dio che è nato, lo bambino desiderato di li pastori, ora che è nato lo Redentore, desiderato di li pastori, ora che è nato lo Redentore. E la ruota era bagnata di la neve che cadia, e c'era un po' asciutta, si ci ripara Maria, e c'era un po' asciutta, si ci ripara Maria. Gloria, gloria a Dio che è nato, lo bambino desiderato di li pastori, ora che è nato lo Redentore, desiderato di li pastori, ora che è nato lo Il prossimo brano sarà Santissimo, la più bella melodia religiosa finora scritta. Questo entusiastico giudizio sulla canzone mariana o Santissima venne formulato da uno dei massimi musicisti di tutti i tempi, Ludwig van Beethoven. Ma prima di lui un altro grande della musica, Wolfgang Amadeus Mozart. Vi si era appassionato e l'aveva voluta imitare, senza modificarne la linea melodica. Mozart ne aveva realizzato una trasposizione per coro a cappella. Non si sa dove il grande musicista, a cui notoriamente bastava sentire un canto per ricordarlo, sia venuto a conoscenza di Santissima. Forse durante il suo viaggio a Napoli nel 1970, o forse durante i 2 soggiorni a Milano negli anni successivi. Questo testimonia però di una diffusione della canzone al di fuori della Sicilia, almeno a Napoli, se non in tutta Italia. Poi nel 1814 Beethoven riprese integralmente la melodia originale, senza modificarne neppure una nota, e trasformò il brano in un grandioso mottetto per coro a 4 voci, con strumenti ad arco e pianoforte. 20 anni dopo, Felix Mendelssohn Bartholdy, incaricato dall'organizzazione di importanti festeggiamenti pubblici a Düsseldorf, fece seguire la versione originale del canto con il giudizio testuale. È una canzone semplice, ma la gente piange nel sentirla. Altri noti musicisti subirono il fascino di questa suggestiva melodia, da Gounod a Luigi Picchi al contemporaneo Marco Pisina. La canzone esprime la devozione a Maria. Nella pubblicazione londinese del 1792 è riportata solo la prima strofa, che tradotta letteralmente
Vabbè, ma faccio prima giorno. Mentre attraversavo l'onda un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per i suoi giorni. Il bicchiere hanno giorni con una cotta d'oro e un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate lei il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera a Giordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Giordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una cotta d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Veramente bravi. Qualcuno non ha mangiato una parola. Bravo. Dove che? L'abbiamo pagata? Cosa abbiamo fatto? Cosa?
ringraziare per Antonio e i suoi musicisti, cantores. Il canto finale davvero è il significato più bello, no? Il protagonista del proprio cuore, non so se è magia o realtà, ma è amore. Noi stiamo realizzando una novena dove vorremmo far esplodere in modo prepotente l'amore, no? Non tenerlo più contenuto. Ci stiamo provando, un po' ci stiamo riuscendo, stasera voi collaborate davvero a questa volontà che abbiamo. E quindi la mia Valletta, la nostra Valletta, zoppa perché ha un problema di camminata, vi regala un piccolo segno che è un piccolo cuore, come quello che avete sul petto, perché in questo braccialetto c'è una gratitudine, un'amicizia, un affetto che ci lega ormai da anni, e quindi andiamo avanti così. E poi ringraziamo Irene perché davvero non è facile fare alcuni compiti, perché richiede anche una certa, come dire, ecco, sì, anche è difficile, no? E quindi grazie a tutti e all'anno prossimo. Siamo anche noi. Come? Abbiamo scritto Pure. Come? Il nostro cuore. C'è una frase: se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Grazie Don Santino da parte del coro Cantores di Parenti, 18 dicembre 2023. Che bello! E non solo, il discorso di fare le cose con il cuore non è una cosa comprata al centro commerciale, ma è un'opera realizzata a mano da Marcello. È su pietra, molto bello. Lo metteremo alla Casa della Speranza.